Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister, prima ha detto non solo giovani, come è solito lavorare, ma anche qualcosa in più a livello di esperienza. Forse questo è l'elemento in più che serve per trovare l'impresa che magari non è arrivata l'anno scorso col Frosinone. Sì, serve anche quella, ma al di là dell'esperienza dell'anno precedente è fondamentale anche acquisire giocatori di proprietà o perlomeno con la prospettiva di poterli prendere definitivamente. Questo penso che sia molto importante per cercare di far capire loro il senso di appartenenza, che è fondamentale. È delicato parlare di nomi, però ci sono dei giocatori che forse sa già che potrebbero rimanere, ma che pensa del Venezia dell'anno scorso che saranno fondamentali anche quest'anno e che vuole vedere all'opera. Sì, li voglio vedere in allenamento. È importantissimo per un allenatore capire anche con chi si ha a che fare, capire se realmente c'è questa possibilità di fargli fare un campionato importante o deve andare a toccare questa squadra. Durante gli allenamenti credo che siano fondamentali questi aspetti, però ci sono dei giocatori, vi assicuro, di prospettiva interessanti. Quindi il telaio è quello giusto anche per il suo modo di vedere calcio? Sì, il telaio c'è anche la giusta mentalità, è normale che poi dovremmo andare a mettere dentro altri elementi e anche loro dovranno essere bravi a farli integrare al meglio insieme a me. I nomi sicuri, nel frattempo c'è il suo staff tecnico, ci può gentilmente ripetere i nomi che ha detto anche in conferenza stampa? Sì, no, il mio vice è Pierluigi Ervese, che lavora con me da un anno, e poi ho Nicola Caccia come collaboratore tecnico, e c'è anche Stefano Romano che è il match analyst, che collaborerà anche con gli altri match analyst, e il preparatore atletico che è il capo della performance, che è Massimo Neri, e il preparatore dei portieri Lello Senatore, che ha lavorato anche a Udine tantissimi anni di Serie A e di Serie B. Il primo impatto, mister, con l'ambiente arancio-nero-verde qual è stato? Beh, sono stato più qui a Cavenezia, sono andato pochissimo in giro, Albergo e Cavenezia, per quello devo dire positivo, con gente ospitale, rispettosa, educata, credo che l'impatto iniziale sia stato ottimo. Lei raccoglie un'eredità, non diciamo pesante, comunque notevole, quella di mister Paolo Vanoli, che il primo anno ha ottenuto la salvezza e anche i play-off e poi la promozione in Serie A, però ha detto anche non vuole fare copia e incolla, quindi quale sarà la sua impronta a questo Venezia Football Club? In due parole è difficile dirlo, ci sarà tanto lavoro da fare, con pensieri diversi. Come ho detto prima, cercherò di mantenere una linea difensiva come già c'era l'anno scorso, cercando di far capire che durante alcune partite o durante il match, perché credo che ci siano partite dentro la partita, saper lavorare anche in altre direzioni. È normale che come filosofia magari di gioco ci sono cose differenti, però va al di là del grande lavoro che ha fatto Paolo Vanoli qui, che io ho apprezzato dall'esterno, e mi auguro di poter fare ancora meglio o perlomeno ottenere gli obiettivi che ha raggiunto lui. Diceva che sta lavorando assieme al direttore Antonelli nella scelta dei giocatori. Le è capitato spesso in passato questo? No, mi è capitato anche il contrario, nel senso che magari ti parlavano di due giocatori e te ne prendevano altri, o chiedevi Berardi, ti prendevano un giocatore con caratteristiche magari un mediano, per non dire. Capita perché ci sono delle situazioni differenti dove noi, quando andiamo a parlare con delle società, firmiamo sì un contratto e tutti mi dicono però mister, fatti garantire che ti prendono questi giocatori. Non lo puoi mica mettere sul contratto, per quello sta nella credibilità di chi ti prende e tu la capacità di capire chi hai davanti, questo è importante. Poi è normale che il mercato lo va a fare il direttore, gli aspetti economici, gli aspetti contrattuali o le tante altre cose le riconosce più lui che io. Io capisco determinate situazioni ovviamente, però le caratteristiche dei giocatori sono troppo importanti. Qual è l'aspetto più importante da spiegare ai giocatori riguardo al salto di categoria? Beh, le qualità dei giocatori che si troveranno davanti, perché è capace che siano sornioni per 70 minuti e in 20 minuti ti tengono lì attaccati sotto la traversa. Questa è la differenza della Serie A. Magari i giocatori che in quel momento gli dai un'opportunità e ti fanno gol. Questa si dice che è la Serie A, ma è una grande verità. È normale che, per quello dicevo prima, se prima eravamo attenti in un certo campionato, in questo bisogna essere ancora più attenti, e credo che l'attenzione, specialmente quando si difende ma anche quando si cerca di andare a fare gol, diventa fondamentale. Penso, visto da avversario, adesso diventa il suo fortino, è un fortino vero e proprio. Ma io ci ho giocato in passato, ma tantissimi anni fa, da allenatore non c'è mai stata la possibilità di giocare contro il Venezia. Devo dire che questa è
voglio vedere che sensazione mi dà, perché mi hanno detto che lo stadio è cambiato tanto ed è tantissimo. Forse nel 2003 ci ho giocato l'ultima volta col Piacenza, per quello non ricordo più, anche se quando ho cominciato anche a giocare in C ho giocato sia a Mestre che a Venezia in tante occasioni, per quello questa zona quando ero un pochino più piccolo l'ho frequentata spesso. Pensa di fare come Poyampalo, vivere in centro storico o ci penserà? No, credo di no, troppo complicato. Il mio primo pensiero è venire qui a lavorare, per quello più facilito questo, poi la mattina vengo presto, mi dovrei alzare alle 5 di mattina solo per venire qui a lavorare, no, credo che rimarrò qui in zona.